La Sardegna rimane sospesa tra la voglia di ripartire e la preoccupazione per l'incertezza sull'evoluzione dell'epidemia. Il livello dei contagi però continua a rimanere sotto controllo. I 20 positivi di oggi hanno portato il numero complessivo a 1198. I tamponi eseguiti sono stati 783 per un totale di 14.087. Cresce costantemente il numero di persone guarite che ormai ha toccato quota 231, 11 in più di ieri. Altra nota positiva di oggi è il fatto che non si siano registrati decessi, il numero rimane fermo a 86. In Sardegna è stabile anche l'andamento dei ricoveri. Delle 881 persone attualmente positive, 23 sono in terapia intensiva, 112 ricoverate con sintomi, mentre 746 sono in isolamento domiciliare. Sul territorio dei 1198 casi positivi, 212 sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari, più 1 rispetto all'ultimo aggiornamento, 86 nel sud Sardegna, 41 più 1 a Oristano, 70 a Nuoro più 3, 789 più 15 a Sassari. Nella conferenza stampa di ieri il presidente Cristian Solinas ha indicato la volontà di fare, con tutte le precauzioni del caso, della Sardegna la prima regione Covid-free d'Italia e possibilmente d'Europa. Le misure attuate, ha rilevato il governatore, stanno dando i risultati attesi, hanno schiacciato la curva del contagio, consentendo di non avere un dilagare dell'epidemia simile a quello di altre regioni. L'obiettivo è quello di far ripartire il sistema economico sardo, ma per ora si resta nella fase 1 in cui è necessaria prudenza e il rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia. La Regione intanto ha fatto il punto sulla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e in particolare delle mascherine. Secondo i dati in possesso della Protezione Civile regionale, finora sono state distribuite circa 3 milioni e mezzo di mascherine. 1.800.000 sono quelle acquistate direttamente dalla Regione, 1 milione e mezzo quelle fornite dalla Protezione Civile nazionale, tra le quali 1.200.000 di tipo chirurgico, 104.000 quelle provenienti da donazioni. Quanto al fabbisogno giornaliero per le strutture sanitarie è calcolato in 60.000 pezzi e questo consente alla Sardegna al momento di avere un'autonomia di 2 mesi.